17ª giornata nel campionato Under 14 provinciale per il girone unico messinese dal Garden di Miri. Il Città di Messina ospita la Tirrenia. I ragazzi di mister Gentili a 30 punti in classifica dopo la vittoria per 2-1 contro il Real Ritiro. La Tirrenia invece a 26 dopo il successo per 6-3 dell'ultima giornata contro Villafranca Messana. Si schiera con Gabriele Russo, il Città di Messina, Samuele Forestieri, Matteo Pellegrino, Vincenzo Cucè, Emanuele Pilato, Matteo Pancheri, Samuele Alessandra, Antonio Centorrino, Gabriele Fiamingo, Marco Mundo e Claudio Totaro. Queste le scelte di mister Gentili. La formazione peloridana in maglia rossa, maglia blu invece per quanto riguarda la Tirrenia. Passiamo al film del primo tempo che si apre col Città di Messina subito in avanti, azione dalla sinistra, Totaro prova a sfondare, il pallone però viene allontanato sul sinistro di Pellegrino che ci prova, lo manda alto sopra la traversa, difesa da Cuciti. È un buon Città di Messina in questo inizio gara, approfitta degli errori della difesa della Tirrenia. Alessandra mette dentro Totaro, riesce a girare Cuciti, fa una frittata e alla fine è gol per il Città di Messina. Secondo il direttore di gara Gabriele Spadaro, il pallone ha oltrepassato la linea. Resta più di qualche dubbio sulla scelta del direttore di gara in questo caso. 1-0 Città di Messina, però quando siamo al quinto di gioco subito in discesa, almeno apparentemente la gara per i peloridani, perché arriverà la reazione al 13° da parte della Tirrenia che ci prova con il pallone che viene messo in area di rigore, poi Incoronato riesce a entrare in area, prova il destro in diagonale, Russo in due tempi fa su il pallone. 15° calcio di punizione affidato al numero 2 Alessio Ficarra. Parte Ficarra con il destro, forse una deviazione, Russo riesce a deviare e a mettere il pallone in calcio d'angolo al 22°, però primo episodio chiave, anzi secondo se pensiamo al gol del Città di Messina. Viene steso così in area di rigore il numero 9 Incoronato, secondo Gabriele Spadaro e calcio di rigore. Sul punto di battuta lo stesso Incoronato affronterà Russo. Si aspetta il fischio del direttore di gara, parte Incoronato, Russo è spiazzato ed è 1-1 tra Città di Messina e Tirrenia quando siamo al 12° del primo tempo. Più di qualche dubbio sulla scelta da parte del direttore di gara Spadaro. Ancora Tirrenia in avanti con il solito Incoronato che fa della forza fisica l'arma in più. Incoronato prova a mettere in area di rigore, attenzione perché arriva una deviazione da parte di Pilato e per il direttore di gara ancora una volta è calcio di rigore. Incoronato in pochi minuti si presenta per la seconda volta sul dischetto, stavolta sbaglia. Russo è bravissimo a neutralizzare il tentativo del numero 9 della Tirrenia. Ed è ancora 1-1 al Garden di Mili, ma ancora Incoronato riesce a partire. Pilato non riesce a trattenerlo, va Incoronato col destro, Russo riesce a parare, gran parata per l'estremo difensore del Città di Messina che sta tenendo a galle i suoi. Rimessa al laterale, ancora in area di rigore Incoronato prova a girarsi, Incoronato prova a passare, in qualche modo riesce a farlo, sinistro in bocca a Russo che fa suo il pallone. Si concluderà così il primo tempo, 1-1 tra Città di Messina e Tirrenia. Da una parte il gol di Totaro, il gol fantasma di Totaro sarebbe meglio dire, e poi il calcio di rigore di Incoronato che 3 minuti più tardi fallirà quello che sarebbe valso il vantaggio e la rimonta già completata in casa di Tirrenia nel primo tempo. Subito un cambio in casa Città di Messina, entra la Guidara, esce Pilato al 40°, attacca il Città che adesso vuole il gol del nuovo vantaggio, tenta in girata con questo tentativo da parte di Marco Mundo che però la mette al lato. Incoronato è sempre lui a dare la differenza in casa di Tirrenia, pallone bellissimo in verticale, ottima azione in casa di Tirrenia con Marcellini che entra in area di rigore, fa partire il diagonale di poco al lato della porta, difesa da Russo. Ancora Tirrenia in avanti al 50°, cross dalla destra, si avventa sul pallone Incoronato che la gira così, Russo riesce a parare. Ancora 1-1 al Garden di Mili, ma la Tirrenia sembra averne di più. Ancora un'azione dalla destra da parte di Marcellini che mette il pallone dentro. Incoronato è tutto solo, riesce a stoppare, a prendere la mira ed è 1-2 Tirrenia al 50°. Ancora Incoronato, doppietta per lui. Croce e delizia in casa Tirrenia dopo aver siglato il gol dell'1-1 su calcio di rigore. Ha sbagliato quello del possibile 1-2, ma è finalmente riuscito con questa doppietta a riportare avanti i suoi. Cambio in casa Città di Messina, esce Fiamingo dentro la Canama al 53°. Occhio all'azione della Tirrenia con Torre che serve Marcellini sull'auto destro. Ancora Marcellini, scarica l'indietro, Torre riesce ad andare di prima intenzione. È un gran gol quello di Torre ed è 1-3 per la Tirrenia. Russo stavolta non ci poteva proprio arrivare, ha trovato l'incrocio pieno il numero 10 della Tirrenia, un gran gol che porta sul +2 la formazione ospite. Al 65° ancora Incoronato che prova a mettere dentro il pallone. Incoronato se lo ritrova lì, prova a mettere dentro Marcellini, la alza sopra la traversa, ghiotta occasione per trovare il gol dell'1-4 in casa Tirrenia. Esce Russo dentro Gualberti, staffetta degli estremi difensori del Città di Messina. Siamo però nel primo dei minuti di recupero concessi al direttore di gara Spadaro con Torre che spreca tutto, con Gualberti, parata per il portiere peloritano. Finirà così la partita, triplice fischio al Garden di Mini in questa 17ª giornata del campionato Under 14. Vince la Tirrenia un po' a sorpresa in casa del Città di Messina e lo fa per 3-1. Un cordiale saluto amici della Wii Sport e alla prossima.